Soprattutto col Covid questi tempi di vestizione si sono prolungati anche a dismisura, perché sappiamo che ci sono da mettere 2 tute, doppi rivestimenti, spogliarsi, con tutte le fatiche anche di portare questi dispositivi di sicurezza per la pandemia. E ad oggi questa azienda ancora fatica a riconoscere questo impegno, che comunque è un tempo lavoro. 5 minuti per vestirsi e altrettanti per svestirsi, un tempo che è più che raddoppiato in piena pandemia e che fino ad oggi nella Marca non è riconosciuto come un tempo di lavoro, un punto su cui il sindacato Nursing Up del Veneto non ha intenzione di mollare, proprio perché l'accordo in altre province, Belluno ad esempio, è già stato raggiunto. Nei reparti anche metà Covid e metà diciamo non Covid, il personale addetto deve, magari è in turno e per entrare a far terapia deve comunque vestirsi di tutto punto, e questo implica diciamo un dispendio di tempo molto importante che va riconosciuto. A portare diversi infermieri, membri del sindacato davanti alla prefettura, oltre a questa richiesta di applicazione del contratto, anche quella di erogare finalmente il contributo Covid stanziato dalla Regione per i lavoratori dei servizi essenziali in tempo di pandemia. 2.400.000 euro stanziati a dicembre dalla Regione Veneto per le attività Covid del personale sanitario e non ancora erogati. Quindi 4 anni di attesa per l'applicazione del contratto, 6 mesi di attesa per l'erogazione di questo contributo regionale per chi si è impegnato così assiduamente durante l'emergenza pandemica. Sul tema del Superos il sindacato è stato sentito ieri in 5ª Commissione Sanità a Venezia. Si è detto contrario all'introduzione di una figura specializzata. Per Nursing Up servono più assunzioni e più posti per la formazione degli infermieri specializzati. L'infermiere oggi viene impiegato in forma demansionata spesso perché mancano gli OS, quindi deve fare delle attività che non gli competono.